Il Giro d'Italia e il voto, una coincidenza della quale nessuno finora dalle nostre parti ha parlato o se lo ha fatto non ha ritenuto di evidenziare i problemi che la coincidenza sicuramente creerà tra gli elettori di Agrigento, con le strade chiuse nel primo giorno di votazioni per le amministrative. Vero è che si voterà anche l'indomani, lunedì, ma non si può nascondere che la presenza dei ciclisti domenica, nelle ore in cui la gente abitualmente si reca alle urne, qualche problema lo creerà. Le elezioni amministrative in Sicilia, lo ricordiamo, vennero rinviate l'11 giugno a causa dell'emergenza sanitaria. Il giro venne presentato invece il 30 giugno. Il Giro d'Italia tuttavia segnerà un altro momento importante per la città, ma ribadiamo che sarebbe stato più bello senza la coincidenza che forse farà discutere giustamente dopo.